Bella raga, ciao a tutti nel comandante veneziano. Pole position per le due McLaren di addirittura Kovalainen e Gigi Hamilton. Dobbiamo partire LeBron un po' indietro, Raikkonen indietro e noi decimi, quindi tutti i big ragazzi fuori dalla top. Molto bene, comunque pioggia in qualifica, questo è un po' rimescolato. Le carte, per fortuna in gara non è prevista. Pioggia e godo. Vai raga, il mondiale è ancora a nostra portata perché fortunatamente cioè 5.000 campioni, cioè vincitori diversi, solo Fernando Cume ha vinto più gare, incredibile. Però Raikkonen è primo nel mondiale. Monza è una gara strana per noi. Frena. Comunque Gigi Hamilton, come si suol dire, sembra diciamo in una fase positiva. Non sutti il terzo, gara strana. Ed è incredibile vincere il mondiale con sto team. No! Merda. Merda, meno male. Qua proprio un brutto errore. Piccola penalizzazione. Fortuna a Kovalainen che non è in lotta per il mondiale. È andata bene che non ho distrutto la monoposto. Ripeto, sta Renault, oltre ad essere un catorcio infernale che miracolosamente, insomma, grazie al Cume e a Fernandone, è una macchina un po'... Va, se io non freno 10 ore prima... Vabbè, anche giusto. Drive thru. Guarda. You're down to P6. Tanti errori ragazzi, tanti errori in questo first lap. Purtroppo la macchina non è competitiva e devo frenare prima se non voglio far cagate. Ok, good pace. Carry on with the job you're doing. Classico good pace. Raikkonen che è il primo nel mondiale, che è davanti. McLaren sono già in fuga, noi tanti errori. Sarebbe incredibile un altro vincitore diverso. Stagione senza un senso. Logique. Comunque le voci del prossimo anno sono un po' contrastanti. Alcune non ha gradito molto la Ferrari, diciamo tra virgolette titubante nel formulare il contratto per Veneziano. Attenzione, Button ci prova. Una gara così di velocità è dura. Non abbiamo una macchina competitiva ragazzi, si vede. Tanto Vettel, Raikkonen. Dai, buttatevi fuori. Gigi Hamilton alla grande, Gigi Hamilton come si suol dire. Raikkonen ha bisogno di punti. Ok, good pace. Carry on with the job you're doing. Io chiaramente devo far punti qua dopo un ritiro non bellissimo in Belgium. C'è tensione, c'è tensione. Mentre sta curva oh, Monza è sempre così. In testa alla corsa Michael Schumacher, al secondo posto David Coulthard. Tanto i team principal discutono della stagione prossima e tanti sono preoccupati dal miglioramento della Red Bull. Secondo alcuni la macchina da battere il prossimo anno. Ha fatto dei progressi incredibili Red Bull e soprattutto con Sebastiano Vettel, buon pilota, può diventare grande, chissà.
Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Siamo vicini a Kimi, ma non riusciamo a pigliarlo. La Ferrari, cioè, i bookmaker la davano malissimo quest'anno, incredibilmente Raikkonen si sta giocando il titolo irridato. Pazzesco. Poi vabbè, vedere Fernando come così, ma il Kuma ci è abituato a miracoli. Certo che questo è grande dopo la stagione disastrosa dell'anno scorso con una Renault pessima. Quest'anno un po' migliorata. Ma Flavio Briatore ha detto, boh, Veneziano e Alonso sono due fenomeni devastanti. Il problema di questa macchina però è l'affidabilità. Bisogna pregare di arrivare sempre alla fine della gara senza guasti. Tanto sta arrivando Jenson Button. Raikkonen se ne sta andando purtroppo. Raikkonen è un candidato devastante per il titolo irridato. Abbiamo Vettel davanti. LeBron GP sono la grandissima delusione di questo mondiale. Niente, non ho proprio il passo, ragazzi. No pass, no pass. Purtroppo c'è una Renault che fa quel che può, ma è una macchina modesta. Questo 2009. Raikkonen purtroppo ha una marcia in più, anche Vettel non li prende, cioè. Anche se sto rosicchiando a Seb. Stiamo rosicchiando decimi a Sebastiano. Siamo a metà gara. Tanto Gigi Hamilton è in testa, Barrichello secondo. No, brutto errore. You've fallen into P7. You're in Mamma P7. mia. Questo però è un errore pesante. Brutto, mi sono salvato per miracolo, ma... Brutto errore. Perdo anche una posizione. E Kimi, fuga kimiana, come si suol dire. Serve quel colpo di scena davanti. Monza si rivela sempre una gara difficile per noi. Tanto Gigi si è svegliato, Gigi Hamilton si è svegliato. Sutti il terzo, incredibile. Per il momento nessun ritiro. Anconi sta chicane, proprio non riesco a prenderlo. You're falling down the field. That's us into P8 now. È incredibile, ancora qua contato ci va di culo che
Il gioco è un po' permissivo su questi contatti. E perdiamo un'altra posizione, proprio disastro assoluto, raga. Quella chicane per noi è proprio distruttiva. Male, malissimo, malissimo. Perdiamo tantissimi punti. Appena voglio cercare di spingere un po', la macchina fa quel che vuole, cioè è ingovernabile. E la beffa è che siamo... cioè, il Fernando Kuma è il pilota che ha vinto più gare in questo mondiale, incredibile. Però almeno costante, forse. Serve il ritiro di Raikkonen. Just 3 laps to go now. 3 laps. Gara proprio brutta, brutta, brutta. Attenzione, errore, errore, ma sono lontano purtroppo. Mamma mia. Che monoposto del cazzo. Il Briatore mi ha dato un altro catorcio. Ingovernabile. Vada. Drive through. What? Non l'ho capito. Ma guarda! We're down to 9th. No, vabbè, ma che cazzo di... No, vabbè. We've dropped to 11th Cioè, place. sono addirittura We're fuori 11th. dalla zona pum. Vabbè, a cagare, va dai. Ma che cazzo... Non ho parole. Non ho parole per descrivere lo schifo. Yellow Fagma dietro. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Attenzione, si butta di rabbia You're e... in 9th position. Meno male, non mi ha dato almeno drive through. Sporo a fanculo. You've dropped into P10. Non posso spingere un attimo che vado fuori pista, però. Vada st'altro. Guarda, ingovernabile! You've fallen into P13. P13. Niente, 0 punti, a cagare, Dio santo. Impossibile tenere in pista sta macchina scandalosa. Guarda. Ma che macchina mi hanno dato? No. Un altro 0, cioè o vinco o 0 praticamente. Niente, ma qualche problema la macchina, io non la tengo più. You've moved down into P15. Non tengo più la macchina, che bello, che bello. Che schifo. Ricordiamo che dopo questa stagione torniamo con 2 flashback. 91 e 92. Total disaster, raga. Total disaster all'ultimo giro. This is your final lap. Final lap. Barrichello supera Gigi, incredibile. Dov'è che Barrichello? Guarda. Mamma mia. You've moved in. We've moved down. We're sat in 16th. My gosh. Veramente amarissimo finale. Ho perso 52 posizioni in 5 giri praticamente. Ecco, così non sbaglio, ma vado da 1 all'ora. Non mi ritiro, ma credo, ma sono 0 punti. Guarda, stai zitto come. Guarda. You're in 17th. You've dropped into P17. Vince Barrichello.
We've moved down to P18. Non so, veramente una Renault che nella seconda parte di gara veramente impossibile da guidare. Ma nessuna curva, neanche a 2 all'ora. Ma dai, cioè, che cazzo ha sta macchina? Problemi. You're falling down the field. That's Immaginavo. P19. Problemi al cambio. Tanto Grosjean fuori. Incredibile lo schifo. You've moved into Macchina distrutta, P17. finita, inguardabile, inaccettabile. Ciao. Raga, Raikkonen 61, Barrichello 55, Fernando Cume 51, Button 51, mondiale apertissimo, 10 punti di svantaggio, ma ragazzi, di incidente purtroppo. Qua a Singapore del crash gate, dove è successo il casino, addirittura 16esimi siamo, disastro assoluto. I nostri competitor Gigi, comunque ragazzi, di MotoGP è solo meno 30 della vetta, 50 piloti davanti, però ragazzi, attenzione a Gigi. Ora abbiamo Barrichello che è secondo nel mondiale, quarto, Raikkonen decimo, e Button 13, sono tutti messi male in realtà, però anche qua non siamo competitivi, raga. Dai raga, per un miracolo che è quasi impossibile, anche se i punti sono solo 10, però la macchina non c'è proprio. Qua cambia anche lo sponsor, non più NG ma Renault, per i problemi. You have P15. Attenzione, devo solo sperare una bella partenza e poi far punti. P6. We have P6. Attenzione. Ah, che partenza incredibile. You have P5. P5. You have P5. P5. Ho fatto solo pochissimo, cioè ho fatto praticamente mezzo giro, un giro e mezzo ho fatto. Attenzione, problemi per Vettel. Fourth position. You're in fourth position. Attenzione incredibile, nelle gare cittadine il Cume non va male di solito, ma dopo abbiamo anche la spada di Damocle di una macchina che Valencia la vittoria sicura, ritiro per problemi alla monoposto, non è affidabile. Vedendo i risultati degli avversari mi andrebbe bene anche così. Occhio, va lungo per i cazzi suoi, però Rosbiff. You've moved up to P3. Ma sono cazzi di Rosbiff. Mondiale apertissimo, raga. Mondiale apertissimo. E Gigi vuole rompere i maroni, fio. Incredibile Gigi che si è svegliato alla fine. Si sta svegliando alla fine Gigi. Primo giro andato incredibile, siamo terzi. Ok, good pace. Carry on with the job you're Una doing. gara che veramente in qualifica ho fatto fatica con un incidente. Primo, diciamo, giro di lancio, giro lanciato 16esimo. Secondo tentativo leggermente meglio, da 11esimo, 12esimo. Tac, spacco tutto. Non so se ho qualche chance. Andrebbe benissimo il podio, nonostante comunque Barrichello è quarto, quindi non guadagno niente. Però Raikkonen è messo male. Comunque dopo Fernando Cume e Barrichello l'uomo che ha vinto più di una gara, 2. Incredibile qui a Singapore. Prima gara notturna della High Story, che si suol dire in inglese. Intanto Roberto Kubica è secondo. Roberto, il bel Roberto è secondo.
Non ho passo per i primi due comunque. Mi andrebbe benissimo metterla fino per finire terzo, sinceramente. Bisogna sperare anche nella monoposto che veramente ha un'affidabilità di un... non lo so, di una micro machine. Con tutto il rispetto per le micro machine. No, scodatissima, scodatissima. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Barrichello sta arrivando, fioi. Oh, madonna, You've moved down the Barry. order into P4. That's Mamma, P4. Barry. You've moved up. Guarda You've moved Barry, down the order signori. into P4. That's P4. Barrichello show. Barrichello vuole il mondiale. Questa è una vecchia sfida tra Barrichello e il Cume. Diciamo una volta positiva il Cume, una volta Barrichello. Mamma mia. Io però ho regalato il mondiale all'ultima curva dell'ultima gara in Suzuka. Una chicane. Barrichello ne ha di più. La Brown ne ha di più. Sì, però non posso arrivare che dopo quasi a metà gara, neanche su questi 2 giri solo, la macchina fa già fatica a girare, fioi. You've moved up to P3. Mamma mia, che lotta con Barry. P4. That's P4. Che lotta con Barry, signori. Guarda, sì, ma è ingovernabile. Mamma mia, manco male. Grazie. Barrichello non è di più. Purtroppo la nostra macchina non è un granché, sappiamo. Tutti davano Button come favorito, invece Barrichello non è ancora bollito dopo l'esperienza della Ferrari, dopo il titolo vinto con la Ferrari. No, ma che sbaglio. Ho frenato per sbaglio, non ci credo. Adesso come tutte recuperano, sembra che la macchina dopo un po' di giri basta. Non capisco sinceramente. Gara completa, yellow flag, va dietro. Cazzo. No. Mamma mia, miracolo. Mamma che fatica, Singa. Dai però, fioi, dai. Tanto lotta di dai, buttatevi fuori, cazzo, un po' di culo. Un po' di culo con sta macchina, me lo merito. Sto facendo i miracoli con un 14, fioi. Intanto attenzione a Gigi. Beh, allora sì, se vince Gigi il mondiale, ciao. Mamma che rischio. Tanto attenzione Barrichello secondo.
Barry, mamma mia come vola la Braun adesso però. Che finale di stagione della Bronfioi. Peccato. Per me è il favorito Barrichello, perché la Ferrari comunque anche la Ferrari è stradiscontinua. Mamma mia, sto provando il tutto per tutto anch'io, però si vede che sta mettendo il cuore il Kuma. Fernando Kuma ci sta mettendo veramente the heart. Un grande favorito adesso Barrichello, che è in assoluto la monoposto migliore. Ho 4 punti di svantaggio da Barrichello che però sono in aumento. Il podio mi serve anche per il morale. Tanto Hamilton è veramente Gigi Hamilton show però Gigiaccio show. Gigiaccio. Tanto noi stiamo pigliando Kubica. Devo stare molto attento, non devo esagerare perché basta un attimo in sta gara e sei fuori. Kubica in difficoltà. Roberto, guarda come mi frena davanti Roberto. Mamma mia. Quanto l'ho rischiata con Roberto. Terzo, torniamo in zona podio, ma c'è Bar purtroppo, c'è Bar davanti. Gigi ormai in fuga. Beh, la prima posizione è impossibile. Salvo ritiri di Hamilton. Sta migliorando il nostro ritmo, però, Se non, senza errori, diciamo, kumendiani, senza l'errore kumendiano che è dietro l'angolo, senza i guasti che per noi sono una costante quest'anno. Aspetta che nelle gare cittadine posso dire la mia, Manca ancora tanto. Secondo posto non è impossibile, raga. La macchina c'è adesso, c'è la macchina. Il Kuma c'è. Non devo tenermi così, però. Solo che Hamilton veramente. Gigi Show, signori. Gigi Show. Mamma mia. Mi manca qualcosa per superare la Braun GP di Barrichello. Hamilton ha quasi finito la gara ormai. Complimenti a Gigi. E devo usare qualcosa in più, ma ho paura di sbagliare. Non posso permettermi un altro 0, è finita. Con un altro 0 il mondiale è andato. Ho vinto più gare di tutti. Quello che mi dà fastidio, ho vinto 4 gare Barrichello, 2, poi tutto il resto 1. E non sono neanche secondo nel mondiale, cioè pazzesco, Beppe, pazzesco. Barrichello a portata.
Concentrazione massimale. Siamo nella classica massimale. No? Mamma mia. Ho sfiorato un ritiro sensazionale. Raga, purtroppo la gara è crashata a 3 giri dalla fine, in questo caso decido di mantenere le posizioni dell'ultimo giro, quindi terzi, alla fine rimaniamo terzi, e vince Gigi, secondo Button e secondo Barrichello, e poi via tutti gli altri, e ogni tanto capita ragazzi, purtroppo, forse potevamo prendere il secondo posto, ma vabbè, contentiamoci. Comunque mondiale incredibile, siamo a 6 punti dalla vetta, però ce ne sono 2, Kimi e Barrichello, in questo momento Barrichello campione per le 2 vittorie rispetto alla sola vittoria di Kimi. E basta, insomma, Gigi comunque grande rimonta, non è tanto indietro, ma ormai insomma mancano 4 gare, no, sì, mancano 3 gare, la vedo un po' dura. E niente ragazzi, quindi speriamo di avere problemi di PC, a volte capita purtroppo con le mod, è così. Raga, secondo posto, vaffanculo in Giappone, grande prestazione anche in Giappone, Interlagos sono gare favorevoli, poi Abu Dhabi, tutto da vedere. Il leader del mondiale primo, Alonso secondo, Barrichello che l'altro è quinto, molto bene, Button, Hamilton fuori un po' dai giochi, insomma, e si gode. Beh raga, proviamoci. Clutch out, we're green. Adesso concentrazione massimale. La possiamo anche vincere, secondo me. Adesso ho bisogno veramente della concentrazione massima. Non posso parlare troppo, non posso commentare troppo. Posso solo vincere la gara. Tensione senza senso. Certo, questa macchina non la tieni neanche per sbaglio. Devo stare dietro a Raikkonen e dopo tentare all'ultimo giro il miracolo. Barrichello 63, Raikkonen 63. Come 57. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Fernando Kuma. Mamboles mambo, mamboles mambo. Sono gasatissimo, non so perché, ma so che la vinciamo, la vinciamo. Che come l'ho presa sta curva benissimo. Non ci credo. P1. P1. Giappone, Interlagos, gare favorevole. Abu Dhabi, meno. Comunque il podio di Singapore è il numero 100 in carriera per veneziano. Che tensione, Beppe, che tensione. Yellow flag, ma non è Raikkonen. Yellow flag. La macchina, tra virgolette, sembra andare, ma in realtà è solo che è una gara favorevole, ma sento le scodate come indiane si sentono ovunque. Good job. That was the fastest lap of the race so far.
Spero anche sul rettilineo scoda, porca miseria. Barrichello quarto. In questo momento stiamo rosicchiando. Dai, spingi, però talentissimo. Che brutto. Che brutto. You've dropped into P3. Non ci credo. You've moved down the order into P4. That's P4. Barrichello fuori. Barrichello fuori. Incredibile. Rubens, Barrichello fuori. Che scodata. Barrichello fuori ero primo, porca miseria. Stavo ribaltando il mondiale di nuovo. Questi sono i limiti di sta macchina, per carità. Anch'io, diciamo, di errori me ne sto portando a casa parecchi. Però ragazzi, sta macchina è ingovernabile. Bisogna capire se Fernando è già da Ferrari, io non lo so. Non mi sono piaciuti questi giochini della Ferrari. Ho vinto 3 titoli con la Ferrari, 4 con, diciamo, totali. Se non sono sicuri. So cazzi loro. Che brutto errore che ho fatto. E Barrichello è fuori dai giochi, incredibile. Per Barrichello è pesantissimo sto ritiro. Per il prossimo anno abbattono i box. Sono beccate secondo me le due Brown, incredibile. Rischia anche il costruttore la Brown secondo me. Comunque, o la Brown. Comunque scusami un attimo qua. No, mamma mia. Vabbè, vecchio però. You've moved up to P3. Mi dispiace, però hai rotto i coglioni. Cioè, non possono frenarmi in curva così. Già ho una macchina che non riesco a far niente. Devo frenare 6 anni prima. È andata a cagare. Sono un po' incazzato perché la vittoria alla strana portata. Con Barrichello fuori andava a -1 dalle icone e la riaprivo tutto invece è quasi impossibile vincere il mondiale purtroppo. E se Raikkonen vince è chiaro che la Ferrari non ha bisogno di veneziano. Il mondiale duro. La Mercedes prenderà il posto della Brown GP. Staremo a vedere perché vuole fare una coppiata da sogno. Michael Schumacher che rientrerà veneziano. Staremo a vedere. Voci di mercato importanti, ma intanto concentriamoci qua. Niente, non tengo la macchina. Cazzo, addirittura. P6. Non ci credo. Incredibile. Niente, proprio disastro. You've fallen into P14. La macchina proprio non riesco a tenerla, non c'è niente da fare. P15. Vai, perso il mondiale così. La classifica amarissima purtroppo. Siamo indietro adesso. 57, 67. 16 punti di svantaggio in 2 gare. Non ne recuperi più. 10 il Barrichello. Raikkonen è quasi campione del mondo per la seconda volta consecutiva, il primo anno in McLaren, quest'anno in Ferrari. Così purtroppo abbiamo incannato il Giappone, bel secondo posto in qualifica, poi incidente che veramente mi ha spaccato le gambe. Bisogna fare più che un miracolo, bisogna vincere
tutte e due a sperare la distruzione di Barrichello e Raikkonen, cosa alquanto impossibile. Raga, un saluto dal comandante veneziano, alla prossima, ciao!